Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. In Liguria sono stati investiti oltre 9 milioni di euro tra prevenzione e cura delle dipendenze. Per il triennio 2026-2028 alla Regione sono stati assegnati più di 7,2 milioni del nuovo Fondo Nazionale per le dipendenze patologiche. Risorse che rafforzano servizi, formazione e prese in carico. Anche quest'anno Regione Liguria sarà protagonista al Festival di Sanremo, con la sua cartolina in onda tutte le sere della Kermesse, con la premiazione del vincitore della serata cover sul palco dell'Ariston e con uno spazio dedicato a Casa Sanremo e tante iniziative collaterali. Via la seconda edizione del bando Pari Opportunità a Scuola, rivolta agli istituti scolastici di primo e secondo grado, per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cultura delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere. Stanziati complessivamente 225.000 euro. È stato aperto un tavolo di confronto tra Regione Liguria e la Corsica per creare una sinergia che consenta lo scambio di buone pratiche e di poter partecipare a progettualità europee condivise. Alla Vita di Milano la Liguria è protagonista anche con la sua offerta culturale. Presentata allo stand di Regione la mostra di Van Dyck, che sarà a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio, e la candidatura di Sargiana nella top 10 delle finaliste per diventare capitale italiana della cultura 2028. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.